Oneri di costruzione dopo il caso fatto scoppiare da Rete Veneta che ha fatto emergere un ammanco milionario dalle casse comunali di Bassano dovuto a un errore di conteggio, si apre un nuovo capitolo. Corretto l'errore e formulati i tabellari di pagamento, sono partite dagli uffici municipali le ingiunzioni di pagamento degli oneri riconteggiati con valore retroattivo, sollevando le ire dei destinatari delle lettere di richiesta risarcimento. La settimana scorsa il TAR si è espresso in merito al ricorso presentato dai due centri Grifone e Palazzo delle Professioni contro il comune che aveva inviato l'ingiunzione di pagamento del conguaglio, dando ragione a quanto in più occasioni ribadito da Rete Veneta. E ha riferito a chiare lettere che, citiamo la sentenza, ai fini della determinazione del contributo di costruzione, nel caso all'esame le superfici dei locali accessori degli edifici con destinazione direzionale o commerciale, i parcheggi interrati dei due centri si intende, devono essere computati all'80% e non al 60% come conteggiato in un primo momento dal comune e poi ridefiniti. Insomma, Grifone e Palazzo delle Professioni devono pagare per gli oneri di costruzione quella differenza del 20% in più rispetto a quanto versato e per i forzieri della città di Bassano può essere una boccata d'ossigeno.